Un buongiorno amici di Sportisili, quinto giorno nel ritiro di Livigno per il Palermo, targata Alessio Dionisi in vista della stagione 24-25 che vedrà i rosanero a caccia di Serie A, a caccia di promozione dopo 2 anni dove il primo anno si è consolidata la categoria in maniera piuttosto tranquilla, nel secondo si è cercato di alzare l'asticella, ma solo i playoff per la squadra allenata prima da Corini e poi da Mignani. Adesso è il terzo anno, è quello presumibilmente giusto per fare il salto di categoria, il salto di qualità, e tanto passa dal mercato. Prima di entrare negli argomenti di questa mattinata vi invito intanto a seguirci su sportisili.it per quanto riguarda il web e tutte le notizie che riguardano il calcio siciliano, tutti gli sport, calcio dilettantistico anche, qualche esclusiva di mercato nella mattinata. Ma soprattutto parleremo anche della conferenza stampa di Federico Di Francesco, che oggi è tornato a parlare ai microfoni rosanero dopo quasi un anno in pratica, perché non è mai stato un giocatore molto vicino al lato comunicazione, ecco, per un motivo o per un altro. Oltre a questo, chiaramente la squadra del tecnico ex Sassuolo oggi è scesa in campo, si è allenata e c'è stata la prima news una volta arrivati qui, per quanto riguarda proprio Aurelio e Soleri, due giocatori che nella giornata di ieri hanno lasciato Livigno per dirigersi verso il ritiro dello Spezia di Luca D'Angelo. Le aspetta il club bianconero per i due giocatori che nella passata stagione sicuramente non hanno trovato grandissimo spazio tra le file della formazione titolare rosanero. Invece per quanto riguarda il mercato in entrata, questa operazione è legata strettamente all'arrivo di Nicolau, difensore centrale proprio dello Spezia. Richiesta specifica di Dionisi, il tecnico toscano ci ha vinto un campionato di Serie B nel 2021 con Nicolau in difesa, per lui 29 presenze sotto gli ordini di Dionisi, che adesso lo ritroverà a Palermo, un bel mancino. Ieri insieme al direttore Francesco Cammuca, che saluto in regia, ve l'abbiamo un po' presentato anche da un punto di vista tecnico con qualche video che abbiamo inserito, li ho scelti io personalmente, poi avete sentito anche il racconto del buon Francesco Cammuca che vi ha raccontato un po' quali sono i nuovi acquisti del Palermo, chi è diventato ufficiale come Alfred Gomis, chi lo sarà tra poco come Nicolau, e poi rimaniamo sempre in attesa delle altre due operazioni calde che sono Henry in attacco e Pierozzi sul binario destro basso. Tante novità da questo ritiro di Livigno. La prima in assoluto ve l'abbiamo già raccontata, è quello dell'addio ormai preannunciato di Aurelio e Soleri, che questa mattina non hanno prestato le loro prestazioni in allenamento ma si sono già allontanati. Ancora a parte De Plange, Ceccaroni si allena sempre dopo che la squadra finisce. Secondo me, visto anche che il giocatore sta cominciando a lavorare con la palla, siamo molto vicini al ritorno in gruppo di Pietro Ceccaroni, mentre dietro di me ci sono i consueti lavori che riguardano il terreno di gioco di Livigno per tenerlo sempre in condizione di ospitare una squadra importante come il Palermo targato City Football Group. Quindi stiamo parlando anche delle operazioni in entrata, abbiamo parlato di Nicolau, parliamo anche di Henry e Pierozzi. Su Pierozzi c'è una fase di stallo perché non se ne è parlato più dopo che è uscita la notizia dell'accordo tra Palermo e Fiorentina per l'acquisizione a titolo definitivo per un valore di 3 milioni di euro, il cartellino di Pierozzi, che è il fratello del buon Edoardo, che è passato da Palermo nella gestione che ha visto prima Silvio Baldini e poi Eugenio Corini sedere sulla panchina rosanero, mentre Nicolò è uno dei fedelissimi di Pippo Inzaghi, prima la Regina e poi la Salernitana, per l'esperienza in Serie B e in Serie A. Vedremo se e come si giocherà il posto con Diachité sul binario destro, in attesa anche di scoprire il futuro di Alessio Buttaro, uno dei giocatori indiziati anche sulla lista delle partenze, ma per il momento è l'unico terzino di ruolo qui presente al ritiro di Livigno, perché Lund ancora non è tornato dalle vacanze post Coppa America. Lui è stato impegnato con gli Stati Uniti. E poi c'è anche il discorso che Aurelio ha lasciato il ritiro, quindi per il momento il buon Dionisi sta lavorando su Bro e Damiani nel ruolo di terzini, a volte vengono anche schierati come difensori centrali, ma è chiaro che è una scelta di ripiego, non si può pensare di affrontare una stagione con Bro e Damiani terzini perché sono dei centrocampisti, soprattutto l'ex Juventus Next Gen, parliamo di un centrocampista dai piedi veramente buoni che potrebbe anche essere considerato da Dionisi per l'anno prossimo, è in fase di studio, ma per il momento lui è semplicemente un adattato del gruppo. Per quanto concerne invece l'arrivo di Henry, sarebbe una bella sorpresa per l'attacco vederlo come uno dei titolari, perché per il momento Matteo Brunori è in pianta stabile, è al centro del progetto, si attende di capire un po' la sua visione dei fatti e soprattutto se
e quando lascerà il Palermo e magari anche il ritiro di Livigno, ma è una situazione molto bloccata perché la società ha messo in chiaro che non lo svenderà, chiederà una cifra importante per un attaccante che nelle ultime 3 stagioni tra Lega Pro e Serie B ha veramente scritto la storia del Palermo, come ripetiamo sempre qui in diretta, è molto vicino da stracciare il record di Fabrizio Miccoli, e quindi stiamo parlando di un profilo non da poco per il Palermo, che invece ha lasciato spazio a Edoardo Soleri insieme a Leonardo Mancuso, entrambi gli attaccanti. Uno non è stato riscattato dal Monza, il secondo ha appena lasciato il ritiro di Livigno. Quindi cosa possiamo dire? Che l'arrivo di Henry va a sostituire, anche per caratteristiche da un punto di vista fisico, Edoardo Soleri, però stiamo parlando di un profilo che ha sempre fatto Serie A, quindi con Verona e Venezia il centravanti francese si è dimostrato un profilo che ci può stare nel campionato italiano. Per lui 9 gol in totale tra le 2 esperienze nel massimo campionato italiano, mai raggiunta la doppia cifra, ma chissà che in Serie B non possa dare quel qualcosa in più e lo sprint in più alla sua carriera. Sicuramente Palermo è una grossissima occasione, poi abbiamo visto che è un uomo veramente letale con il colpo di testa, corner e lanci lunghi per lui non sono un problema, anzi può rappresentare quella boa offensiva che Dionisi può lanciare a gara in corso nel momento in cui la gara si è sporcata o nel momento in cui il Palermo non riesce a fraseggiare con una certa pulizia. La giocata diretta, verticale, per Henry non sarà mai un problema, anzi io credo che per il Palermo Henry sia un'opportunità importante, perché sarebbe ad oggi un'alternativa di Matteo Brunori. Per il resto ci sono pochissime notizie sul fronte mercato extra questi nomi che vi ho elencato. Gomis è già arrivato, sta lavorando, a me convince sempre di più a livello proprio personale, un mio parere, perché la personalità che lui sta mettendo in allenamento da affiancare anche al discorso che per il momento è lui il titolarissimo di questo Palermo, non c'è dubbio, perché Desplanches non si sta allenando e Piacelli è diretto ormai verso Catanzaro. Oggi anche lui a un certo punto ha abbandonato la seduta d'allenamento e quindi è possibile in questo senso che sia questione di ore l'addio dell'ex portiere del Craiova, che è arrivato 2 stagioni fa, quando ancora c'erano Castagnini e Baldini a gestire le situazioni tecniche del Palermo. Una novità importante di questa diretta è che abbiamo le dichiarazioni di Federico Di Francesco, che oggi ha parlato alla stampa dopo tanto tempo e qualche tema interessante l'ha cacciato fuori. Ascoltiamolo. Beh, sicuramente anche il fatto, penso, di essere venuto comunque alla fine del mercato, di conoscere i compagni. Ho avuto anche, se non ricordo male, penso a novembre una problematica, un infortunio, che sono stato fuori un mese, quindi ci ho messo anche un pelino a riprendere la condizione. Poi penso di aver fatto comunque un girone di ritorno dove ho alternato sicuramente buone partite, altre un po' meno, però sicuramente quest'anno c'è la volontà da parte mia di fare una bella stagione e di dare tutto. Ho la fortuna comunque di stare qui da un anno, di conoscere i miei compagni, di conoscere la società, di essermi ambientato bene sia a Palermo con la mia famiglia e tutto, e questo penso possa essere un valore aggiunto per me, e da parte mia c'è la volontà di fare sempre meglio, perché penso sia la giusta ambizione per il Palermo e per tutti noi. Siamo tornati, breve clip di Federico Di Francesco, ne abbiamo una seconda, a breve ci torniamo. Tanto vi invito come sempre a seguirci su tutti i social, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, o per meglio chiamarlo X, soprattutto il portale web sportisili.it, per restare aggiornati su tutto il calcio siciliano. E quindi abbiamo ascoltato le parole di Federico Di Francesco, una parte delle parole che ha rilasciato oggi in sede di conferenza stampa. Poi torneremo anche sul suo ruolo e le dichiarazioni che ha fatto l'ex Lecce su Dionisi, che è il suo nuovo allenatore, ne ha parlato molto bene. E un tema importante è stato proprio quello che riguarda il suo ruolo. Lui ha parlato di un inizio di stagione un po' complicato, perché è arrivato a fine ritiro, anzi è arrivato proprio quando il campionato era già iniziato. Ha debuttato con la sorpresa col gol, poi tanta difficoltà, un infortunio a novembre, qualche stop di troppo, prestazioni altalenanti, un gruppo che non ritrovava mai la sua vera identità, e quindi poi è arrivata alla fine la separazione tra Palermo e Corini, l'arrivo di Mignani, Di Francesco che si adatta al ruolo di mezzala barra trequartista, non è il suo ruolo, non lo sarà mai. Lui è un giocatore di estrema qualità che rifinisce l'azione, che decide le partite negli ultimi 30 metri. Mignani gli ha chiesto sacrificio, il professionista Di Francesco si è messo a disposizione della squadra e del progetto. Alla fine è arrivata l'eliminazione ai playoff in semifinale contro il Venezia. Di Francesco ha parlato molto di amarezza all'interno del gruppo dopo la caduta in terra lagunare, quindi
cosa c'è da aspettarsi a Federico Di Francesco? Una grande stagione, la stagione del riscatto, per dimostrare che lui in B non c'entra nulla e secondo me all'età di 30 anni ha tutte le carte in regola per fare la differenza e migliorare lo score di 5 gol dello scorso anno. Lui ha parlato anche un po' di sfortuna, ha detto che sicuramente con un pochino più di sorte sarebbe potuto arrivare almeno a 8 gol, ma l'obiettivo lui l'ha dichiarato, la doppia cifra. Ascoltiamo la seconda parte che abbiamo qui in regia e poi torniamo. Beh, sicuramente giocare esterno in un 4-3, ma anche l'anno scorso ci abbiamo giocato, a parte penso con Corini ho sempre giocato in quel ruolo lì, poi era un pochino, delle volte mi veniva un po', agivo un po' in posizione di trequartista, andavo un po' più vicino alla punta. Poi con Mignani ho fatto un ruolo di mezzala che non è propriamente nelle mie caratteristiche, comunque però ho dato disponibilità perché era giusto in quel momento dare disponibilità. Sicuramente il ruolo di 4-3-3 o quello che è comunque di esterno, che può essere 4-2-1, 4-3 è un po' il mio ruolo, quello che ho fatto nella mia carriera, quindi penso è quello che sia più adatto alle mie caratteristiche, però io sono sempre a disposizione dell'allenatore perché poi il calcio di adesso ti dimostra che non ci sono più tanto i moduli o i ruoli definiti, c'è tanta dinamicità, bisogna essere bravi a farsi trovare in determinate zone di campo e devo essere sicuramente bravo io, come hai detto tu, a cercare di aumentare i miei numeri che possono essere sia in zona gol che in zona assist e la mia ambizione anche quello là, sicuramente è stata anche una mia autocritica il fatto di poter fare più numeri sotto quel punto di vista. Secondo me l'anno scorso lo score dei gol poteva essere un po' più alto, secondo me in alcune situazioni sono stato un po' sfortunato anche in gol che mi hanno annullato di mezzo millimetro il fuorigioco, dove a finire invece di 5 potevano essere 7, 8, però c'è questa volontà, so che comunque questo può essere un modulo che mi può aiutare, io sono a disposizione del mister come ho sempre fatto nella mia carriera. Siamo tornati, adesso avrete solo me fino alla fine della live perché la conferenza stampa di Di Francesco l'abbiamo già ascoltata, parole importanti come detto da parte dell'ex Lecce, ma prima di tornare ad affrontare il tema Palermo direi di leggere la prima domanda che è arrivata oggi da parte di Salvatore Cangiami che ci scrive: per colpa della lentezza burocratica del comune addirittura le prime 3 partite fuori, poi un termine palermitano e preferiamo di non leggere. Cosa significa questo? Che il Palermo nel suo calendario vede 3 partite in trasferte, una richiesta specifica da parte della società targata City Football Group, si inizia da Brescia. Voglio sapere attraverso i commenti il vostro parere sul calendario, come lo vedete. Ovviamente io sono dell'idea che alla fine le squadre vanno affrontate tutte, ma in base all'ordine puoi entrare anche in delle crisi di risultati, perché se hai 4 match molto importanti e difficili potresti ritrovarti in un filotto negativo, quindi è chiaro che il calendario ha anche la sua importanza, non tutta, perché alla fine le squadre vanno, come detto, affrontate tutte. Direi di ritornare un attimino sul tema Mirko Piacelli perché è importante. Lui ha fatto 2 anni quasi da titolare, poi nell'ultima fase della stagione passata De Place sembrava avergli tolto il posto, poi nell'ultima gara del campionato playoff lui è dovuto tornare in porta perché De Place ha accusato un problema fisico del quale sta soffrendo ancora oggi. E quindi c'è da capire semplicemente quando avverrà la sua cessione al Catanzaro, sembra molto vicina. Noi vi avevamo parlato anche di una pista a Benevento che si è raffreddata nelle ultime ore perché il ragazzo era stato contattato, aveva ricevuto anche un'offerta importante dalla Serie C, il club giallorosso ci puntava, ma è chiaro che una piazza come Catanzaro per Mirko Piacelli ci sta tutta, lui è un portiere che può competere ai vertici della categoria in Serie B e chissà che un giorno non ce lo ritroviamo anche in Serie A, perché anche le sue qualità tecniche, i piedi, contano molto nel calcio moderno. Che dire, per il momento il Palermo è coperto dai suoi 2 giovani aggregati alla prima squadra e il buon Alfredo Gomis in attesa del recupero di De Planche. Salutato Piacelli, la questione porta si dovrebbe un attimino chiudere, poi c'è da capire se ci sarà qualche uscita, magari il prestito di Cutrona o il prestito di Nespola, uno dei 2 potrebbe rimanere a capo della porta della primavera. Tante situazioni anche per quanto riguarda il pacchetto estremamente arretrato. I difensori centrali ne abbiamo parlato, al momento all'attivo ci sono solamente Peda e Lucioni in attesa dell'arrivo di Nicolau. Ricordiamo che c'è anche Graves che nella passata stagione è stato utilizzato prevalentemente da terzino destro adattato nel periodo in cui Mateu non rispondeva più a livello positivo prestazionale, poi è stato anche lui ceduto allo Spezia. Possiamo dire che tra il City Football Group e lo Spezia stesso sta nascendo una specie di accordo ogni anno per passare diversi giocatori. Quest'anno ci andranno anche
Aurelio e Soleri, ve l'abbiamo raccontato in fase di introduzione per chi fosse entrato adesso in diretta. I due giocatori oggi non hanno prestato le loro prestazioni all'allenamento perché se ne sono andati già nella giornata di ieri. Ricordiamo anche che il Palermo nel pomeriggio scorso non si è allenato, quindi un attimino di pausa anche per questi giocatori rosanero che in terra lombarda qui a Livigno si stanno allenando, stanno cercando di prepararsi al meglio in vista della stagione, ma a mio modesto parere c'è ancora molto da fare per quanto riguarda proprio la difesa, perché sul fronte terzini il tecnico Dionisi è molto scoperto, l'utilizzo di Bro e Damiani in questo senso la dice lunga. Poi ovviamente vi ricordo anche che Sportisili torna sempre alle 13 e alle 18:30 per quanto riguarda le dirette, quindi noi vi invitiamo sempre a scriverci commenti, ad essere presenti in diretta, perché noi cerchiamo di raccontarvi il ritiro a 360 gradi, sia dal portale web sia dai nostri social, ma soprattutto qui in live dove possiamo scambiarci dei pareri. Giuseppe Vacanti ci scrive: buongiorno e grazie per questa diretta. Grazie a voi che ci seguite sempre, perché è importantissimo il vostro apporto, la vostra presenza, ma soprattutto i vostri pensieri, perché è la terza stagione del City Football Group, potrebbe essere la stagione della svolta. Questa mattina abbiamo ascoltato anche il pensiero di qualche tifoso che nel pomeriggio vi faremo sentire, e un tifoso mi ha colpito molto, il suo equilibrio con cui ha raccontato un po' questi anni del Palermo, e soprattutto ha detto: facciamo lavorare questa società, facciamo lavorare questo staff nuovo e vedremo che ci toglieremo prima o poi delle bellissime soddisfazioni. È stato un parere molto bello, molto equilibrato, perché forse è una cosa che è mancata al pubblico di Palermo in questi 2 anni, è stato proprio l'equilibrio. Forse quello di chiedere il tutto e subito ha un po' creato anche un po' di pressione attorno alla squadra, è stato anche un tema di cui ha parlato Matteo Brunori al termine di Palermo-Venezia, e sicuramente non è finita bene poi sui social, con tante critiche sferzanti nei confronti del numero 9, che oggi è il primo nome sul mercato anche della Serie A, perché è un attaccante che ambisce a quella categoria. Resta da capire se arriverà l'offerta giusta e il Palermo eventualmente l'accetterà, perché poi ricordiamo che se Bruno riesce deve arrivare un ulteriore attaccante. Al momento c'è rosa anche Giacomo Corona, che potrebbe partire direzione Serie C, per lui non è arrivato ancora nulla di concreto, ma Dionisi alla primissima conferenza stampa ha detto il ragazzo andrà a giocare. Io ho visto calciare qualche bella bomba col suo grande destro, vedremo, magari in futuro potrà giocarsi anche le sue chance. Dalla puntata numero 1 del giorno 5 del ritiro è tutto, amici di Sportisili. Io vi invito sempre a ricordarvi di seguirci sul portale web sportisili.it, di seguirci su Facebook, Instagram, TikTok, il profilo X, dove vi mandiamo anche qualche notizia. C'è da capire semplicemente da dove ci seguite, ma a noi non importa, a noi basta che ci state vicini, che ci date sempre la vostra grandissima fiducia, perché cerchiamo di raccontarvi il calcio regionale a 360 gradi, anche del Catania, del Trapani, le big dell'anno prossimo del campionato di Lega Pro, che sicuramente stanno costruendo squadre importanti per fare un campionato di vertice, e il Palermo cercherà di farlo. È l'unica squadra in Serie B in Sicilia, quindi cerchiamo di stargli vicino, senza dimenticare ovviamente il Messina e il calcio dilettantistico. Da Antonio Massaro è tutto, al pomeriggio.